Per raggiungere Malga Lavareit da Paluzza bisogna seguire le indicazioni per Cleulis via Aip. La strada per raggiungere la Malga è abbastanza comoda, inizialmente asfaltata, diventa poi sterrata. Chi volesse camminare di meno può parcheggiare l'auto più avanti rispetto al paese di Cleulis negli spazi disponibili a bordo strada. Questo percorso è ideale anche per mountain bike ed e-bike. Durante la camminata si possono ammirare parecchie statue di legno, molte delle quali raffiguranti animali, ricavate dai tronchi caduti a causa della tempesta Vaia del 2018. Una volta raggiunta la Malga a quota 1470 metri, il panorama è davvero straordinario. Lo sguardo spazia dal gruppo montuoso del Coglians al passo di Monte Croce Carnico, dal Pal Grande al Pal Piccolo. Da qui si riesce a scorgere anche il rifugio Marinelli e Malga Pramosio.